Corsa per la salvezza. Il lungo giorno dell'ennesimo interlocutorio consiglio di amministrazione della Popolare di Vicenza ieri si è concluso nell'AFA, come oggi è iniziato l'ultimo consiglio di amministrazione di Veneto Banca. Il futuro è al di là di una crisi profonda, di uno scandalo storico, di una brutta questione con risvolti finanziari, politici e sociali che in queste ore sta vivendo frangenti decisivi. Le popolari venete sono una polveriera in procinto di esplodere, quando ecco che provvidenzialmente il ministro dell'Economia e delle Finanze, Piercarlo Padoan, sparge un po' di rassicurazioni, dichiarando che la soluzione è ormai prossima e non contemplerà alcuna forma di bail-in, una linea che viene sostenuta anche nel question time di oggi in Parlamento. Annunci che ridanno una moderata fiducia, dopo che il limbo di incertezze in cui sono state lasciate le due banche ha determinato una vertiginosa corsa al ritiro dei depositi e alla chiusura dei conti. Insomma, in queste condizioni restano poche luci e molte, troppe ombre sul futuro. Lo Stato garantisce i 6 miliardi e 400 milioni di euro di ricapitalizzazione, ma serve un'iniezione da 1 miliardo e 250 milioni di capitali privati che non ci sono ancora. La palla passa al governo, che deve comunicare alle due popolari venete come procedere con la fusione che potrebbe essere congelata a seguito dell'intervento pilotato da Intesa San Paolo e Unicredit, che potrebbero rivisitare le strategie di integrazione di BPV e Veneto Banca. Ma questo ha da venire. Ciò che si prefigura oggi intanto è una soluzione in linea con le regole europee, senza bail-in e con i depositanti in ogni caso pienamente garantiti. Belle parole, certo, ma è arrivato il momento dei fatti.